Molto provato, così viene descritto dagli inquirenti il 23enne di Cartigliano accusato dell'omicidio stradale di Stefano Angonese, il ragazzino di 13 anni, travolto e ucciso domenica sera mentre stava camminando lungo la provinciale 72 a Tortima di Lusiana Conco, a poche decine di metri da casa, assieme a un amico. Il conducente al volante di una Golf grigia, dopo aver investito i due giovani, era scappato. Il pirata della strada aveva lasciato dietro di sé sull'asfalto il corpo senza vita di Stefano, mentre l'amichetto aveva riportato lesioni fisiche guaribili in una settimana. Anche se per le ferite dell'anima ci vorrà molto più tempo perché possano rimarginarsi. È stato grazie ai controlli incrociati delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dei congegni elettronici posti lungo le strade che le forze dell'ordine sono risalite al 23enne, rintracciato nella sua abitazione e portato in caserma, dove è stato interrogato prima di essere sottoposto ai domiciliari. Sentito come testimone anche l'amico che viaggiava in auto con lui. Intanto a Tortima il dolore di papà Moreno è indescrivibile, misto a tanta rabbia. Voleva fuggire per la franca, però le telecamere e tutti i sistemi elettronici lo hanno trovato. Sono dolci, è difficile fuggire. Certo. Pensava che andava bene, invece no. Avrei caro che non in arresti a casa, in prigione, con il massimo della pena, perché l'errore l'ha fatto, è gravissimo e deve pagare tanto. Quello mi auguro, che sia punito a dovere al 100%. Oggi tra l'altro è arrivata anche sua moglie che era per lavoro in Svizzera, è tornata. È arrivata ieri sera, non riusciva nemmeno a parlare. Anche l'altra casa si è messa a piangere. Ho dato il letto di Stefano, non c'è più qua, non sarà più. I familiari sono in attesa di poter vedere il loro bambino al momento al San Bortolo di Vicenza per l'autopsia. Hanno dato il consenso per l'espianto delle cornee e adesso sono in attesa del nulla osta per la sepoltura. E il fratello Samuele, straziato dalla perdita del suo Bocchia, come lo chiamava scherzosamente, non riesce a pensare al perdono per chi gli ha strappato in un battito di ciglia il fratellino di appena 13 anni. Adesso che si sa chi è il pirata della strada che ha ucciso tuo fratello, te la senti di perdonarlo? Purtroppo no, no, semplicemente perché ha portato via un pezzo della famiglia, un pezzo, quasi tutto il mio cuore, per questo purtroppo non ti perdono.